Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi parleremo di uno dei tanti modi con cui i napoletani indicano la vagina. Ce ne sono tantissimi a seconda della persona che riceve l'epiteto o la parola, a seconda dell'età del ricevente, l'età della persona che sta parlando, che sono vari tipi. Il termine in questione oggi è pucchiacca. Con il termine pucchiacca si intende la vagina in senso lato. Il termine deriva dal greco pir, da un costrutto dei termini pir, fuoco, e kolios, fodero, con una particella degradativa finale che sarebbe acchia, per indicare praticamente il fodero infuocato. Lascio a voi i ragionamenti del caso. Molto spesso a Napoli il termine viene utilizzato per indicare una bella donna, una classica sineddo che una parte per il tutto, in questo caso la vagina per indicare la ragazza bella nel blocco intero, ovvero a mucchiacca. Ce ne sono tanti altri, mi riferisco soprattutto alle bambine, alle donne anziane, ma quelli li vedremo poi nel corso del tempo. Detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione, vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e, come si dice sempre a Napoli, ciao Brim!